Prendiamo il tegame, questo, eccolo qua. Dentro mettiamo l'olio. Questa era una salsa che la mia nonna faceva quando avanzava il bollito, non per il bollito fresco, poi dopo era buona che si mangiavano delle miche di pane. Fatta con l'olio, non il burro questa volta, hai visto? Qualche spicchio di aglio schiacciato, solo schiacciato però, non tritato, ovviamente sbucciato, perché a me l'aglio con la buccia, se non è di provenienza del vostro orto, insomma ci sono sempre delle polverine sopra che sono antigermoglianti, è meglio non usarle, per quanto mi riguarda. Poi c'è chi mette anche la camicia di un aglio, e prendete l'aglio italiano, per favore, non prendete l'aglio cinese. Sì. Allora l'aglio va fatto soffriggere bene nell'olio, poi lo togliamo, quindi facciamo dorare bene l'aglio prima. Aglio, io qua di fianco ho già le cipolle, le acciughe. Che buone. Si sa mai Poi? che ce ne sia qualcuna che non vada bene. E il concentrato che prendo subito in frigorifero. Quindi il concentrato di pomodoro. Tolgo l'aglio. Deve proprio essere bello. Sentite il profumo, arriva? Aggiungiamo. Allora, cosa aggiungi adesso? Le acciughe? Le acciughe. Se io avessi tritato l'aglio, Franca, e avessi lasciato solo le acciughe così, ma tante, e l'avrei, scusate la saliva, e avrei fatto sciogliere le acciughe nell'olio, avrei fatto il gueusafer. Il gueusafer? Il gueusafer. Che cos'è? Quello che calgusse? Esatto, esatto, però il gueusafer è la limatura. Ah, ho capito. Perché poi alla fine sembra proprio dello stesso colore della limatura. Ho aggiunto i capperi e adesso aggiungiamo anche il concentrato. Aspetta che i capperi ce li mettiamo tutti. Concentrato di pomodoro. E vado a diluire il tutto con il brodo. Prendiamo un mestolo e andiamo a diluire direttamente con il brodo. Perfetto. Allora, io adesso, quando ve lo farò assaggiare, prenderò il bollito fresco e la metteremo proprio un goccino sul bollito fresco. È una salsa davvero buona, piove. È tornato a piovere, è ora di bollito. Appunto. Non mettiamo sale e neanche il pepe. Ah no? No, perché comunque le acciughe fanno la sua parte, i capperi anche, quindi poi l'assaggerò prima di farvela sentire a voi, ma dovrebbe già essere a posto così. Perfetto, e questa la lasciamo praticamente scaldare un attimo e è pronta. Ancora un goccino di brodo. Intanto avete visto, qua c'è una bella pentola che bolle con dentro una gallina, un pezzo di cappello del prete e una salame da pentola. Un cotechino. Questo L'hai tolto? Cotechino. Questo qua è un cotechino. Alzalo. Secondo voi che cos'è? È un salame, lui è un salame. Ma questo qui è un cotechino. Ma i vostri cotechini, è vero, sono delle sberle così. Quello è un cotechino. No, ascolta. Questo qua c'è crisi anche nei cotechini adesso. No, qua in Friuli si fanno da sempre così. Questo è proprio il pezzo che noi chiamiamo pernice, perché sai che i pezzi di carne poi cambi paese, cambiano nome, no? Vero. O anche cappello del prete si chiama, che è quello che ha quel nervetto di grasso dentro che rimane ottimo per bolliti e brasati anche, perché anche il brasato fatto con questo è molto buono. Perfetto. Quindi mettiamo un pezzettino di bollito e poi la salsa sopra. Ha un profumo quel bollito qua, Rizzi? Lo senti? Sì.